Buona giornata carissimi amici di Dedicato a voi. Consentitemi un saluto particolare alla mia cara amica Fiorenza Morra, bravissima conduttrice e professionista in questa bellissima trasmissione che porta avanti da tantissimi anni con dedizione e passione unica, che tra l'altro mi ha visto ospite in alcune occasioni proprio nello studio di Lombardia TV. Ebbene, oggi, cari amici telespettatori, vi voglio mandare questo saluto dalla mia bellissima isola, la Sardegna, in un momento storico per tutti noi, pieno di vicissitudini, tristezze e preoccupazioni per il nostro prossimo futuro, pieno di incertezze per noi e i nostri figli, in un mondo che lotta in guerra contro un nemico invisibile ed inatteso, soprattutto nella vostra regione, la Lombardia, che insieme ad altre è stata falcidiata maggiormente da questa terribile pandemia che ha portato via tantissime persone, i nostri padri, le nostre madri, i nostri nonni, i nostri fratelli. Siamo ormai nella settimana santa, alle porte delle festività pasquali. Non sarà una ricorrenza come tutte le altre, cari amici, ma dobbiamo avere la forza, tutti insieme, di unirci nel pensiero e con la preghiera, nel farci forza con l'aiuto del nostro Signore risorto, che ci protegge. Ecco, il mio augurio è rivolto a tutti affinché possa presto regalare quel sorriso e quella libertà nel gustarci insieme la vita, in serenità e amore, per le cose più semplici, nella fratellanza e nel rispetto reciproco che forse inconsciamente avevamo spesso dimenticato. E allora, dal profondo del mio cuore auguro a tutti voi, dalla Sardegna, con simpatia e affetto, i miei migliori auguri di buona Pasqua. Ciao a tutti, un bacio e un abbraccio speciale alla mia amica Fiorenza. Ciao!